Ma le dirò di più, abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo movimentato tutta la struttura comunale, abbiamo tolto un ufficio che riguarda la piazza attrezzato, abbiamo tolto un ufficio con problemi interni di organizzazione, l'abbiamo liberato, è competenza della provincia, abbiamo pagato l'energia, il riscaldamento, tutto. Alla fine, siccome c'è crisi e la regione ha tagliato i fondi dei trasferimenti provinciali, la provincia ha guardato bene di chiuderlo, perché è di competenza della provincia, non è di competenza del comune. Quindi io mi sono trovato problemi interni perché avevo una spinta e una volontà politica di portare lo IAD all'interno del centro storico. Una volta che l'ho portato, quando si è aperto